Questo è un servizio offerto dal maestro Cleo, il Santone di Avella. Oroscopo della settimana, dal 22 al 28 agosto. Ariete. Venere è finalmente dalla tua parte. Quindi non è certo questo il momento per ripensare al passato, agli errori e ai problemi. Sarebbe una perdita di tempo. Devi andare avanti. Lasciare andare a nuove passioni e a nuove sfide. Sul lavoro. Per molti non sarà semplice rimettersi in gioco, ma con determinazione tutto sarà possibile. Anche quello che sembrava da impossibile superare. Toro. Venere è ancora dissonante e in amore forse ci sono un po' di dubbi e incertezze. C'è chi è in attesa di eventi, di una persona speciale. Sul lavoro, cerca di puntare i piedi, di insistere se vedi che qualcosa non va come vorresti. Le belle intuizioni e le idee non ti mancano. Soprattutto tra sabato e domenica, forza. Gemelli, hai bisogno di lasciarti andare in amore. Ma tu non sopporti le cose scontate. Chi la pensa sempre nello stesso modo. Senti la necessità di parlare, di confrontarti, di ridere. Soprattutto ora che Mercurio è con te e le belle conoscenze sono dietro l'angolo. Sul Giove è con te e la giornata di giovedì qualcosa di bello potrebbe accadere nella giornata. Cancro. Non puoi stare sempre da solo. Anzi, cerca l'amore e le conferme ora che la luna è con te e ti aiuta. Soprattutto nella giornata di martedì. Sul lavoro. Intorno a te tutto è cambiato. Dall'ambiente ai lavoro. Ma se non ci sono state delle trasformazioni, forse sei tu che sei cambiato e non sei più lo stesso. Leone. Venere sta continuando un bel transito nel tuo segno e ti renderà sicuramente più affascinante. Tu, infatti, sai bene come colpire qualcuno. Fare breccia nel cuore di una persona e ora hai voglia di lasciarti andare a belle emozioni. La luna sarà con te e soprattutto giovedì ci sarà una bella sorpresa. Sul lavoro, Urano è contrario. Quindi attenzione alle uscite e alla sfera economica. Il periodo tutto sommato non è malvagio. Vergine, Venere presto sarà dalla tua parte. Quindi anche un'amicizia potrà trasformarsi in qualcosa di bello e importante. Tutto dipende da te. Ma non puoi sempre avere paura di sbagliare. Cerca di metterti in gioco, soprattutto nel weekend. Sul lavoro, c'è chi sta già pensando a un progetto in vista del 2023. Forza. La fase è sicuramente di recupero rispetto al passato. Bilancia. In amore ora hai bisogno di ritrovare un po' la calma. Tu sei molto sensibile. Quindi prima di affezionarti cerca di capire bene con chi stai avendo a che fare per evitare delusioni. Come è accaduto in passato. Sul lavoro, c'è chi non è molto soddisfatto. Ma ora bisogna fare buon viso a cattivo gioco perché Giove è in opposizione. E i problemini sono dietro l'angolo. Scorpione. A settembre ritornerà la passione. Quindi ora cerca di mantenere la calma. E di non chiuderti in te stesso. Non ti puoi isolare. Non tutti sono in grado di capirti. Occhio alla giornata di giovedì. Sul lavoro, le opportunità non mancano e la forza di volontà non ti manca. Presto, però, qualcosa potrebbe cambiare. Magari anche il ruolo che hai da diversi anni in azienda. Sagittario. In amore attenzione alle persone. Soprattutto se non ti senti ricambiato. Basta con le polemiche. Se hai a che fare con una persona ambigua e poco chiara faresti bene a chiudere ogni porta. Chiarimenti in arrivo a settembre. Sul lavoro,
Il mese di settembre promette bene. Ma cerca di verificare ogni rapporto. Hai bisogno di garanzie e conferme. Capricorno. In amore la fase è di recupero. Ma ora se devi fare una scelta per te sarà più facile dire come la pensi. A settembre arriverà qualcuno di speciale. Ma ora non ti complicare troppo la vita. Sul lavoro, cerca di non fermarti. Il 2023 sarà un anno positivo e quindi forza. Ora puoi davvero metterti in gioco. Acquario. Venere è in opposizione. Quindi non riesci a lasciarti andare con serenità nelle relazioni. Le tensioni sono dietro l'angolo. Ma a settembre tutto torna come prima. E tornerò anche la passione. Sul lavoro, cerca di non essere frettoloso. Soprattutto a livello economico. Qualche progetto potrebbe rallentare. Ma non avere paura. Tutto si risolverà. Pesci. Se stai facendo i conti con una persona che non mantiene le promesse, non ti preoccupare perché a settembre riuscirai a mandarla via dalla tua vita. Cerca di farti amare e rispettare. Non puoi osare troppo e ricevere poco. Sul lavoro, meglio accontentarsi e non viaggiare. Qualche conferma è già arrivata.